Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 20 febbraio. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo principale: Nord-Est giallo, ma contagi su. Risalgono i casi positivi. Ieri in Veneto 941, l'Emilia torna in arancione, Bolzano in rosso. Zaia, il governatore del Veneto: sono molto preoccupato. Spiega il Gazzettino. Nuova classificazione a colori dell'Italia. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno un indice di trasmissione da Covid-19 tra i più bassi d'Italia e restano in fascia gialla. Diventano arancioni Emilia-Romagna, Campania e Molise. Ma il virus c'è ancora. I contagi sono in aumento. Nelle ultime 24 ore in Veneto 941 nuovi casi. Il governatore Luca Zaia non nasconde la preoccupazione e invita i cittadini alla prudenza. E la foto principale scelta per la prima pagina si riferisce a Cortina ai mondiali di sci alpino, slalom con sorpresa, argento per De Aliprandini, e la foto ritrae proprio l'esultanza di De Aliprandini al termine della sua prova, dopo aver capito il successo che aveva conseguito. Andiamo all'interno del giornale. C'è l'approfondimento sulla notizia data in prima pagina riguardo al colore delle varie regioni d'Italia, con una cartina che anche evidenzia i rossi, gli arancioni e i gialli che in questo momento contraddistinguono il nostro paese. Ipotesi lockdown leggero. L'Italia solo in arancione. Il governo valuta la modifica al sistema dei colori per rispondere al boom delle varianti. Le misure, restrizioni uguali in tutto il paese e chiusure anche con l'RT sotto A1. Queste sono le misure che sono al vaglio del governo. I governatori Bonaccini e De Luca di Emilia-Romagna e Campania chiedono di superare le fasce differenziate perché sono convinti che non risolvano nulla. E sempre in relazione alla pandemia, Veneto, il crollo del turismo, da 71 a 32 milioni di presenze. Questo è certamente un risvolto molto importante e da tenere in stretta osservazione tra le conseguenze generate dalla pandemia. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Gazzettino. Il G7 alle multinazionali: rispettino gli impegni, vaccinare tutto il mondo. Primo summit internazionale per Draghi e Biden, pronti 7 miliardi e mezzo. Il premier italiano: salute bene globale, il pressing per immunizzare anche i paesi poveri. Andiamo avanti ancora sulle pagine del Gazzettino per arrivare a quelle che il giornale dedica alla provincia di Belluno e che si aprono con questo titolo: promosse le piste dei mondiali. Ieri sulla rinnovata Labirinti la seconda medaglia italiana. Oggi si passa sulla Drouché per il primo degli slalom speciali. Giudizi positivi sui tracciati di Cortina da atleti e allenatori. Ghedina, valore tecnico elevato, adatti a gare di alto livello. E come fotonotizia della prima pagina del Gazzettino di Belluno, proposta di matrimonio in diretta TV. A Cortina il tecnico di pista e maestro di sci Federico Gaspari ha chiesto alla sua compagna Annabella Meola di sposarlo. La scena è andata in diretta TV ieri tra la fine della gara di slalom e l'inizio delle premiazioni. Cade in un burrone con la bici elettrica, muore ingegnere. Dennis Bona, 39 anni, era scomparso da giovedì a Feltre, ritrovato ieri sera. Spiega il Gazzettino di Belluno. È stato un passante nel tardo pomeriggio di ieri a dare l'allarme. Pochi minuti dopo, a Ponte Salgarda, a Villabruna, sono accorsi
i vigili del fuoco e carabinieri. Purtroppo per Dennis Bona, ingegnere di 39 anni, non c'era già più nulla da fare. Sarebbe caduto dal ponte mentre pedalava in sella alla sua e-bike. Secondo quanto emerso dall'esame esterno sul corpo, ad essergli fatali sarebbero stati i traumi riportati nella caduta. Bona, ingegnere, era figlio del segretario bellunese della FIOM, Stefano. E andiamo all'interno del Gazzettino di Belluno. Le prime 2 pagine sono dedicate ai mondiali di sci e anche a un primo bilancio già annunciato nel titolo che abbiamo appena letto. Labirinti, Sipario giù, pista stupenda, ora fari sulla Druscè. Sorpresa Franzoni, festa allo Ski College. Dopo il diploma allo scientifico di Agordo, il 14° posto nel gigante iridato Ampezzano. La madre Irene l'abbiamo scelta perché è una scuola che non regala nulla. Squadra di tiratori scelti sul campanile, struscio in sicurezza 50 metri più sotto. Uno degli aspetti che hanno caratterizzato l'organizzazione dei mondiali di sci di Cortina. Impiegati gli specialisti della polizia per garantire che l'evento si svolga senza incidenti. La loro vigilanza è ancora più difficile nei primi giorni, quando le temperature erano molto rigide. Sersa, aumento in vista per le rette. Si tratta della casa di riposo di Belluno. L'annuncio dell'amministratore unico della casa, €1 in più al giorno per gli ospiti non autosufficienti. Nel frattempo rimane il nodo infermieri. Ora la strada è quella del reclutamento all'estero. Contatti in Ucraina, sottolinea sempre l'amministratore della Gaggialante. Andiamo ancora avanti. Scuole superiori sicure e a prova di Covid. L'emergenza virus ha costretto la provincia a cercare aule più capienti che permettano i giusti distanziamenti. Sotto la lente in particolare il Catullo, dove l'antico chiostro è stato attrezzato e adibito a laboratori professionali. Container didattici al liceo Galilei. Ieri sono state presentati anche questi container, la soluzione per nuovi spazi di insegnamento adottata per il liceo scientifico Galilei. Derigo sposta i dipendenti dagli occhiali ai frigoriferi. Trasferimento dovuto all'aumento di commesse per il settore del freddo. E così dalla occhialeria, appunto, alcuni dipendenti dello stesso gruppo sono stati trasferiti. Progetto disabilità visiva dedicato ai ragazzi. L'iniziativa, coordinata dal Comune di Feltre, ha coinvolto le scuole e le associazioni. Colpito da un masso sulla 251, la strada per la Val di Zoldo. Ho le gambe che tremano. Questo la testimonianza di un uomo alla guida di una Panda che aveva predetto, per così dire, i dissesti. E nel Gazzettino c'è anche una foto in cui l'uomo mostra il frammento di masso che ha colpito la sua auto. Sedico, il circolo anziani dopo 2 anni torna a casa. Lo sfratto, per così dire, era legato alla ristrutturazione della storica sede. Pestato a sangue fuori dal bar, rinviati a giudizio 2 giovani. Gli imputati di 23 e 26 anni presero a calci e pugni un 56enne, ora parte civile. La Salta venne fuori dalla cooperativa di Polpet dopo una banale lite di famiglia. Il terreno cede a Valle di Cadore, chiesa a rischio. L'edificio è chiuso ormai da giorni. Ieri il primo sopralluogo tecnico. Il sindaco, il pericolo aumenta. Sotto osservazione anche le case vicine. E c'è anche una foto che ben fa capire come sia cedevole e stia franando il terreno sotto la zona in cui sorge anche la chiesa di Valle di Cadore. Esami del sangue, su appuntamento si inizia a marzo in quel di Santo Stefano di Cadore. Cambiano le regole al distretto sanitario per evitare la coda di chi va a fare il prelievo. La montagna non è un Luna Park,
meno seggiovie, più servizi. Questa una presa di posizione. Vediamo l'avvio dell'articolo. Al motto "La montagna merita rispetto", gli ambientalisti contrari a nuovi impianti di risalita si sono fatti ancora sentire. Un gruppo di imprenditori e professionisti, infatti, ieri ha manifestato sulla cima del Set Sas. Saliti a piedi tra Araba e la Valbadia, hanno esposto degli striscioni per richiamare l'attenzione sul difficile momento che sta vivendo la montagna, intesa come ambiente e comunità e come sistema economico, sottolineano gli interessati. Inizia poi sul Gazzettino di Belluno la parte sportiva che si apre con la notizia del ritorno dell'allenatore dell'Union San Giorgio Sedico, che ha finito di scontare la qualifica di 2 mesi per frasi di discriminazione territoriale a un ex giocatore di origini albanese. E il titolo è costituito dalla dichiarazione dell'allenatore Tiozzo: "Non sono un razzista e insultano anche a me". Chance per Dolmen in Coppa del Mondo. Dopo le ultime ottime prestazioni, Elena Cadorina di Pelos, Elena Dolmen, è stata chiamata per le prove ufficiali delle gare in programma a fine mese in Val di Fassa. Ma dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che si apre quest'oggi con una grande foto a tutta pagina. Domani in regalo 5 mascherine con il Corriere delle Alpi, ed è proprio la foto di una persona, di una donna che indossa la mascherina. Ma andiamo all'interno del giornale. Privazioni e dolori inimmaginabili, prima però è uscito il valore del popolo veneto. Il governatore del Veneto Zaia racconta l'anno vissuto sempre al fronte. Neppure gli ospedali, ha detto, torneranno uguali. Boom di contagi a livello nazionale e di ricoveri. Scatta l'allarme. La variante inglese infetta il 39% in più. Ieri ci sono stati 15.479 nuovi malati in Italia, mai così tanti dal 16 gennaio. Rezza del Comitato Tecnico Scientifico: il virus inglese si diffonderà, il vaccino rimane efficace. E come già annunciato nella lettura del Gazzettino, la nuova stretta in arrivo a marzo, allo studio 3 scenari progressivi. La decisione finale del governo è attesa entro giovedì prossimo. L'impegno dei grandi per battere il Covid, vaccini in tutto il mondo. I leader del G7 in videoconferenza: nessuno si salva da solo dal virus, stanziati 7,5 miliardi per i paesi poveri. L'Unione Europea: produrre medicinali in Africa. Draghi, il premier italiano: tutelare il clima per evitare altre pandemie. Il primo ministro torna in un consesso internazionale, cenni d'intesa con Biden, ma poche parole. Appoggio all'idea ONU di una task force del G20 presieduto dall'Italia per gestire i vaccini. Professori: l'ULSS Dolomiti mette in campo 1.500 dosi di AstraZeneca. Vista l'adesione alla vaccinazione prevista per il mondo della scuola, l'azienda sanitaria ha scelto di immunizzare più persone possibili. Il direttore della prevenzione Cinquetti: non ci saranno problemi per i richiami. A breve potranno aderire alla profilassi con siero inglese anche i docenti fino a 65 anni. E per quanto riguarda l'andamento di ieri della pandemia in provincia di Belluno, un decesso e 7 classi sorvegliate.
Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, con approfondimenti riguardo alle conseguenze della pandemia. Il Veneto possibilista sugli indennizzi regionali, uno spiraglio aperto per maestri e noleggiatori. Di sci. In Parlamento si discute su un budget di almeno 600 milioni, 400 milioni prenotati dagli impiantisti. E ancora, questo non è un parco giochi, abbiate cura della montagna. Un gruppo di attivisti ha manifestato con striscioni sul set SAS per dire no a nuovi impianti e per chiedere più servizi e lavori di messa in sicurezza. Ora, sempre sul Corriere delle Alpi, andiamo alle pagine che riguardano la provincia di Belluno, cominciando proprio dalla città capoluogo. Via Psaro torna zona di shopping, un atelier per rilanciare Via Loreto. Con l'area Filù cambia volto il commercio del centro storico. Davanti al teatro ha riaperto i battenti, il bar, la delizia. Sisley, Fenice e Metamorphosis emigrano a Palazzo Campedelle. Piazza del Mercato si svuota, in via Cavour nuova pizzeria e un ufficio prossima alla riapertura del supermercato in Piazza dei Martiri a Belluno. È emergenza radiologi, rinforzi dall'ULSS di Treviso. Non ci sono specialisti all'ospedale San Martino di Belluno per garantire l'attività delle 24 ore. Stipulata una convenzione fino ad aprile per far arrivare medici da Treviso. Assunti dall'ULSS Dolomiti 27 specialisti, sarà nuovo il dirigente del servizio igiene. In questo caso si tratta di Giovanni Andrea Sava, appunto nuovo dirigente del servizio igiene. Massaro, 0 euro per l'ULSS, situazione inaccettabile. Presa di posizione per il mancato finanziamento alla ULSS Dolomiti riguardo agli ultimi sostegni, agli ultimi finanziamenti della Regione per le aziende sanitarie del Veneto. Primaria di Fiammoi, alle porte di Belluno, nel mirino dei ladri, sottratti PC e tablet. Si tratta del secondo furto a distanza di 1 anno e mezzo. La preside aveva chiesto un allarme al comune. 6 aule per 140 studenti, ora il liceo Galilei di Belluno può ospitare tutte le classi. Ieri a Mussoi l'inaugurazione dei moduli prefabbricati con bagni e portineria. Li abbiamo resi funzionali a una didattica innovativa, la sottolineatura. Restyling a un'altra scuola superiore, al Catullo di Belluno. Qui c'è attenzione ai problemi dei ragazzi e c'è anche una foto di come sono stati riadattati i corridoi del chiostro per ospitare laboratori. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Flessibilità in derigo, addetti dell'occhiale al lavoro sui frigoriferi. Refrigeration va alla grande, Vision in stand-by. Il grazie del Presidente, un bel esempio di lavoro di rotazione. Precipita dal ponte con la bici elettrica a noleggio. Aveva 39 anni, il corpo trovato dopo 24 ore. La vittima è Dennis Bona di Villabruna, l'incidente a Salgarda. Poco prima si era fermato a parlare con un conoscente. Sotto accusa, in questo caso, il parapetto in pessime condizioni. Un aiuto extra allo sport giovanile, oltre 61.000 euro a 15 società sportive da parte del Comune di Feltre. L'attività di base ha subito un brusco stop a causa del Covid-19 e i bilanci di diverse associazioni sono in sofferenza. Fai la colazione al bar con caffè e brioche, il conto lo paga la Caritas di Pedavena.
i buoni per famiglie in difficoltà erogati da Don Alberto, il parroco di Pedavena. Possono essere spesi in farmacia o in qualunque altra bottega. Di qui il titolo scelto per questa notizia dal giornale. Cesio Maggiore, Rossa lascia l'incarico dal 1 marzo ai pazienti alla dottoressa Serio. Rivivrà l'antica casera Pezzei. Mauro Corona la frequentò da pastore. La notizia in questo caso viene da Erto e Casso. RSA di Postalpago 500.000 euro per sistemare i danni subiti dal maltempo di inizio dicembre, che costrinse anche alla evacuazione e i 76 ospiti della struttura. Sferra calci ai carabinieri, finisce agli arresti. La notizia viene da Ponte nelle Alpi. Difficile l'identificazione di un 25enne. Ieri giovane è comparso davanti al giudice che ha disposto l'obbligo di dimora. Al via i lavori sulla strada per il castello di Zumelle. Cortina, truppe alpine, addestramento estremo, al lavoro con temperature anche a meno 21 gradi. Gli oltre 200 militari in totale, selezionati tramite severi test, partecipano al progetto denominato Mountain Welfare. Galleria del Comelico all'ennesima chiusura. Disagi in vista sulla strada statale 52. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.